Il sindaco facente funzione di Reana, del Royale Anna Zossi, è su uno dei sottopassi che sono ancora chiusi lungo la viabilità del comune. Qual è la situazione attualmente? Allora, attualmente la situazione sta ritornando alla normalità, la viabilità è stata quasi tutta ripristinata, abbiamo però molti danni subiti da varie abitazioni private, anche dagli edifici pubblici quali il municipio, la zona sottostante la biblioteca e la zona sottostante delle scuole medie, nonché il palazzetto dello sport, hanno avuto infiltrazioni d'acqua, quindi anche gli edifici pubblici sono stati colpiti da questo evento straordinario. E come dicevo, tante abitazioni soprattutto nelle zone sottoterra, quindi scantinati, garage, cantine. Abbiamo avuto molti abitanti che stamattina, fin dalle prime luci dell'alba, si sono dati da fare a seguito dei lavori di ieri sera della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco a svuotare le loro stanze che erano state totalmente allagate, a iniziare a mettere assieme i vari materiali che andranno sicuramente messi in centro di raccolta, in quanto certi scantinati sono stati totalmente allagati, quindi avevamo l'acqua a un'altezza di oltre 1,5 metri. Quindi complimenti alla popolazione che si è data molto da fare per ripristinare la situazione quanto prima. Confidiamo che la Regione ci dia la possibilità di avere un supporto anche a livello economico, perché noi a livello di amministrazione, soprattutto a livello sociale, per ripristinare anche il buon vivere della comunità, abbiamo fatto il possibile in queste 24 ore, tant'è vero che ad oggi uno passando sul territorio non nota quasi nulla, ma ieri sera avevamo grandine che sembrava neve per le strade e appunto scantinati, come ho detto, totalmente allagati. Un'attenzione particolare mi sento anche di riferire al mondo agricolo, perché tanti danni si sono avuti su tutti i campi di produzione di questo territorio, sia in qualità di coltivazioni private sia per operatori che vivono con l'agricoltura, quindi anche a loro va il nostro supporto e questo pomeriggio farò un sopralluogo con la Coldiretti per verificare effettivamente quelle che sono le mancanze che avranno questi produttori dalla loro coltivazione di quest'anno. Una nottata trascorsa a lavorare per impedire che l'acqua e la grandine provocassero notevoli danni a Reana. L'assessore Tiziano Cautero ci ragguaglia su quanto è successo la notte scorsa. Sì, a seguito dell'evento che è iniziato verso le 16, noi alle circa 2 ore dopo eravamo fuori con 3 squadre di protezione civile del Comune di Reana per cercare di dare assistenza alla popolazione sia dal punto di vista della viabilità e poi dopo aiutando le persone che avevano cantine o scantinati allagati. Abbiamo chiesto anche l'intervento di alcuni comuni vicini, Cassacco, Magnano Riviera, Taipana, Nimis, che ci hanno aiutato. Siamo stati fuori tutta la notte fino alle 5 di stamattina, abbiamo fatto noi come protezione civile circa una ventina di interventi, senza poi contare tutti gli interventi dei Vigili del Fuoco. Insomma, devo ringraziare tutti i volontari e le squadre dei comuni che ci hanno aiutato per cercare di limitare al massimo i disagi per la popolazione, che chiaramente però sono stati, perché l'evento è stato veramente eccezionale.